Rieccoci, riparte l'edizione straordinaria, ore 17:30 e dunque nuovamente con voi per darvi tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus ed è di pochissimi secondi fa l'aggiornamento appena arrivato il bollettino regionale dell'azienda Zero che vi leggo in diretta appena arrivata, quindi adesso dovremo anche cambiare ovviamente le cifre che abbiamo in titolo dell'edizione straordinaria, ma lo facciamo subito in diretta con voi. Allora, il bollettino diciamo delle 17, quindi di questo pomeriggio, dice 8.853 casi positivi in Veneto, sono più 129 rispetto al bollettino di questa mattina, con ancora una volta il maggior numero di incremento di casi positivi nel cluster di Verona, più 72. Sono arrivati a 2054 i casi positivi nel cluster di Verona, ormai a ridosso di quello con il maggior numero di casi positivi. 19.895 resta quindi il dato delle persone in isolamento domiciliare. Andiamo a scorrere per vedere il numero dei ricoverati, che è 1.669, più 36 rispetto al dato di questa mattina. 354, continua a scendere il numero delle persone in terapia intensiva, meno 2 rispetto a questa mattina. Purtroppo invece continua a essere molto pesante il bilancio dei decessi, 436 in totale, diciamo, dall'inizio dell'emergenza, più 23 decessi rispetto a questa mattina, e quindi purtroppo il dato che continua ad essere più pesante in questi giorni è quello dei decessi, non tanto quello dei casi positivi, che comunque continuano ad aumentare, anche se con una curva meno forte. Quindi sono abbastanza distribuiti, le leggo in diretta insieme a voi. Sono abbastanza distribuiti, ci sono 4 decessi all'ospedale di Schiavonia, è il dato più grosso, diciamo più consistente dei decessi, e una distribuzione che va da Padova a Verona, alla Marca Trevigiana, con 2 decessi nel Covid Hospital di Vittorio Veneto, uno a Conegliano e uno all'ospedale di Treviso, quindi 23 decessi in totale, più uno anche all'ospedale di Peschiera. Insomma, Verona continua ad essere purtroppo una realtà che preoccupa, lo sappiamo ormai da diversi giorni, mentre 8.853 è il dato dei casi positivi. Ci stiamo avvicinando alla soglia dei 2.000 casi positivi. Questa dunque è la situazione appena aggiornata in questo momento, in questi pochi secondi nei quali ci siamo collegati. Questo per quanto riguarda il bollettino. Fra poco vedremo anche la sintesi di quello che ha detto Zaia stamattina insieme anche ai suoi assessori, e sostanzialmente è tornato a parlare delle case di riposo, la situazione più preoccupante, ma anche di restrizioni, anche dell'operazione tamponi, insomma tante cose. Tra i vari volti, le varie storie di questa emergenza coronavirus, poi nella mappatura proprio dei contagi, abbiamo visto in queste ore, ieri sera, la mappatura diciamo comune per comune, e ci sono anche le realtà dove non ci sono contagi, almeno insomma stando alle ultime ore, poi bisognerà vedere se resta così la situazione alla fine della giornata. Nella Marca Trevigiana, uno di questi comuni, e spero che mi dia conferma, diciamo che le cose non sono cambiate nelle ultime ore, è Porto Buffolè. Allora noi siamo collegati con il sindaco di Porto Buffolè, Andrea Sebastiano Susana. Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, mi dà la conferma intanto che la situazione è rimasta così da voi? Per fortuna sì, per il momento non abbiamo nessun contagio a Porto Buffolè. Ecco, è un primato insomma importante, certo magari avrebbe preferito un altro primato in questa emergenza, sindaco? Assolutamente sì, ma ringrazio i cittadini che sono bravi, restano a casa, hanno ascoltato il nostro governatore che più volte ha detto via TV di stare a casa, che questo elimina i contagi. Voglio approfittare per ringraziare la città di Xi'an, che è una cittadina cinese, che ha donato alle città murate, quindi Porto Buffolè fa parte delle città murate, una quantità di mascherine, tutte, occhiali e liquidi igienizzanti. Come comuni delle città murate ci siamo tenuti una parte di mascherine, il resto è stato donato all'azienda Zero per gli ospedali.
Senta, non è nemmeno, credo, una questione di grandezza del comune, perché uno può pensare, va bene, i comuni piccoli magari ci possono essere meno contagi perché sono realtà simili alle vostre dove i contagi ci sono, insomma. Allora è una questione, diceva lei, probabilmente anche di maggiore osservanza delle regole, fortuna. Vi siete chiesti un po'? Osservanza delle regole, fortuna, e grazie anche alla protezione civile che in questi giorni dalla mattina alla sera passa il territorio e controlla e sta attenta che nessuno sia in giro per le strade, che facciano assemblamenti e quant'altro. Questo non significa che però voi non stiate vivendo ovviamente l'emergenza, anche lei come amministratore, insomma, come sta vivendo queste settimane con la sua cittadinanza, le preoccupazioni? Le preoccupazioni più grandi in questo momento vanno a chi veramente sta male, e un plauso agli infermieri e ai nostri ospedali che stanno facendo un grandissimo lavoro. Il pensiero va al dopodomani, che veramente abbiamo tutte le aziende ferme e sarà veramente una situazione molto critica. In questo certo, chiaro. In questo senso chiedo anche a lei un po' così un commento sui fondi che arrivano dal governo in queste ore, peraltro è stata firmata adesso lo diremo, insomma, c'è il via libera definitivo, insomma, all'erogazione di questi fondi. Beh, come Comune di Portobuffolè ci hanno assegnato 4.034,49 euro per dare dei buoni spesa a chi veramente ha bisogno. E poi, insieme all'assistente sociale, valuteremo caso per caso, quindi il comune è piccolo, ci conosciamo tutti, quindi nel nostro caso andiamo bene e stiamo poco a dare un aiuto sostanziale veramente a chi ha bisogno. Ecco, proprio le faccio l'ultima domanda e poi le lascio al suo lavoro. Proprio in una realtà piccola dove ci si conosce tutti, è forse ancora più difficile rispetto a una città grande il dover restare a casa, è una situazione diversa, no? È una situazione diversa e qualche volta è anche, come dice lei, ci si conosce tutti, sgridare e far osservare le regole qualche volta diventa forse più difficile, perché questa è la realtà nei paesi piccoli, però per fortuna, come dicevamo prima, ci hanno ascoltato, abbiamo eliminato subito anche il mercato settimanale, anche se era alimentare, per sicurezza, abbiamo cercato di chiudere parchi, abbiamo chiuso un po' tutto quello che poteva essere pericoloso e ci siamo riusciti per il momento, tocchiamo ferro, come si suol dire. E allora noi ci auguriamo che resti così la situazione a Portobuffolè. Ringrazio allora il sindaco, buon lavoro e ovviamente un saluto anche ai suoi cittadini. Grazie e buonasera a tutti. Grazie al sindaco di Portobuffolè. Non è l'unico caso di comune, lo chiamano Covid free, anche ad esempio nel veneziano il comune di Cona, che come sapete insomma è finito diciamo nelle cronache anche nazionali non molto tempo fa per altre situazioni. Ebbene, Cona è uno di quei comuni, almeno per ora, Covid free. Sentiamo. Per diverso tempo ha occupato le cronache come comune del veneziano col maggior numero di richiedenti asilo. L'ex caserma di Conetta era arrivata a ospitarne circa 1500. Oggi, nel pieno dell'emergenza sanitaria, Cona è nuovamente in testa a una classifica. È l'unico comune della città metropolitana di Venezia a non aver registrato casi di positività al Covid-19. Risposte non ce ne sono, probabilmente il fatto anche che siamo un territorio molto esteso con non tantissimi abitanti, quindi forse sono poche persone per chilometro quadrato e queste distanze aiutano a una minor diffusione del virus. Alessandro Aggio è stato eletto sindaco nel maggio del 2019, 5 mesi dopo che gli ultimi profughi avevano abbandonato l'hub di Conetta e rispetto al suo predecessore Alberto Panfilio si è dovuto confrontare con un altro genere di emergenza. Abbiamo predisposto un numero da chiamare per chi vuole i farmaci dalla farmacia e vengono trasportati dalla protezione civile. Con i negozi di vicinato abbiamo fatto un manifesto in cui chi vuole la spesa a domicilio chiama e i negozianti gliela portano a casa. E poi anche adesso stiamo facendo una distribuzione delle famose mascherine distribuite dalla regione e con la protezione civile le stiamo consegnando a domicilio nella cassetta delle poste, casa per casa. Come stanno vivendo i suoi compaesani le limitazioni agli spostamenti personali che sono in vigore in queste settimane? No, capiscono tutti che è un momento di emergenza e che sono una cosa che è l'unica cosa che può essere fatta contro questo virus. Così il sindaco Aggio di Cona. Allora,
Velocissimamente poi andremo dall'assessore al turismo Federico Caner, assessore regionale al turismo, perché ci sono importanti novità anche da quel punto di vista. Sentiamo allora velocissimamente la sintesi di quello che ha detto oggi Zaia per chi non l'avesse appunto visto questa mattina. Ci giochiamo la partita questa settimana, è la settimana cruciale. Lo è perché lo vedete da voi stessi negli indicatori, lo è perché il tema dell'isolamento e delle restrizioni ha pagato, sta pagando perché abbiamo comunque un ritardo di 5 giorni sul modello, il che vuol dire che stare in casa, non uscire per nulla, uscire solo se è strettamente necessario, evitare di andare 10 volte al giorno al supermercato e altre restrizioni del genere, i famosi 200 metri, ecco, tutte queste attività ci hanno aiutato sicuramente a rallentare la diffusione del contagio. Quindi il mio ringraziamento va ai veneti che si sono dati veramente da fare. Sto preparando un'ordinanza per vedere di riuscire a procrastinare almeno di un po' il tema delle restrizioni, se sarà necessario, in virtù dei dati che avremo questa settimana. Per noi è cruciale questa settimana, perché avendo noi il picco programmato intorno al 15 di aprile, significa che questa settimana e la prossima sono fondamentali, ma già da questa vedremo come andrà e che trend ci sarà. Vi ricordo, anche se qualcuno non se ne fosse accorto, che con le case di riposo abbiamo da subito adottato provvedimenti restrittivi. Vi ricordate le polemiche di quelli che dicevano ma chiudete, non si possono più fare le visite, eccetera. E quindi c'è tutta una serie di provvedimenti che sono stati adottati. Ovviamente adesso stiamo continuando a testare con test e tamponi gli ospiti per capire quale sia lo stato ovviamente di diffusione del virus anche all'interno delle case di riposo. Paghiamo purtroppo lo scotto di quello che poi diventerà la storia di questo virus, che è il virus delle case di riposo, come è accaduto in Lombardia, come accade in Piemonte, come accade in Emilia Romagna, parlavo anche ieri col collega Bonaccini, come accade in tante altre regioni. Abbiamo predisposto questa task force che entra tutti i giorni con i tamponi, cerchiamo di capire quali sono le situazioni nelle quali, e ve ne sono di realtà dove si è fatto un buon lavoro, si sono isolate aree, diciamo ali degli edifici per dedicarli ai positivi, separando i positivi dai negativi, che questa è la condizione di base. Stiamo finendo questa attività, ovviamente seguiamo anche nelle cure, i dispositivi da giorni vengono forniti, perché da giorni, non dall'inizio, perché all'inizio abbiamo anche addirittura mandato, ad esempio, le mascherine che sono arrivate dalla protezione civile o quelle che abbiamo realizzato, abbiamo mandato tutto quello che avevamo perché non avevamo forniture. Adesso siamo in una condizione nella quale forniamo alle ULSS più o meno 250.000, 300.000 dispositivi al giorno, adesso c'è offerta di materiale, a differenza di 10 giorni fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa, che era impossibile, si pagava a peso d'oro anche una mascherina chirurgica. Oggi se trovate qualcuno in giro che vi dice che le mascherine chirurgiche non ci sono, vuol dire che non le ha comprate, punto. Potete scrivere con tranquillità che 13 milioni e mezzo le abbiamo comprate. Abbiamo una partita di FP2 che arriva, che sono 2 milioni di mascherine, stiamo comprando e abbiamo comprato le FP3, insomma stiamo andando a regime, tanto è vero che tutte le mattine inviamo il fabbisogno più un tot per ogni ULSS da dedicare ai centri servizi e ovviamente alle case di riposo. Qualcuno l'altro giorno si è, come si può dire, forse ha mal interpretato le mie parole quando ho detto ma non siamo noi quelli che dovrebbero dare le mascherine. No, noi le diamo le mascherine, le diamo alle case di riposo, le diamo ai medici di base, le diamo a tutti quelli che le chiedono se ce le abbiamo. Ma ho semplicemente detto non è che siamo noi in tempo di pace che dobbiamo preoccuparci del magazzino di una casa di riposo o di qualcun altro. Adesso c'è emergenza, facciamo in modo di dare questa copertura, però vorrei che non passasse il concetto che è un obbligo di legge, lo facciamo volentieri, non voglio essere mal interpretato, ma siccome ho letto qualche commento, la Regione non mi dà le mascherine, la Regione se ce le ha te le dà volentieri, se non le trova neanche lei le mascherine non te le dà, cioè non è che funziona vai avanti te che a me non viene da ridere.
Per cui dico, adesso ci sono, le stiamo distribuendo, prima non c'erano. Noi abbiamo avuto i nostri dipendenti che usavano per più giornate la stessa mascherina chirurgica. Abbiamo dipendenti che non cambiavano la mascherina FP2 o FP3 all'interno delle terapie intensive dove il virus gira come nella Formula 1. Cioè, questa è la situazione nella quale ci siamo trovati a lavorare. Adesso si va verso una normalizzazione che è normalizzazione per tutti. Ci tenevo a dirlo perché non vorrei mai che qualcuno pensasse che avevamo i magazzini pieni e non davamo mascherine a chi ne aveva bisogno, perché sarebbe delinquenziale una roba del genere, ve lo dico io. E la preoccupazione sulle case di riposo è tanta, è alta. Voi sapete che abbiamo avuto una quarantina di decessi che vanno sommati a quelli che io ogni giorno vi do, perché i decessi delle case di riposo hanno ovviamente una contabilità a parte. Noi parliamo di decessi in ospedale, quelli che avevano in ospedale. Cioè, hanno avuto una quarantina di decessi. Il candidato tipo di questo virus è una persona anziana, pluripatologica, cronica, che ha diverse patologie e in casa di riposo trova tutte queste caratteristiche. Nelle case di riposo c'è anche da aggiungere che abbiamo anche il grande tema degli operatori che si sono infettati, degli operatori che sono positivi e anche loro poveri in virtù del fatto che non avevano dispositivi, perché poi bisogna dire fino in fondo come stanno le cose. Per quanto riguarda le modalità, vi dicevo, la separazione tra positivi e negativi è fondamentale, per cui dove è possibile farla la si fa in loco, dove non è possibile farla bisognerà eventualmente predisporre lo spostamento della quota minoritaria tra i positivi e i negativi. Se è 50 positivi e 5 negativi, mi sembra logico che quella casa di riposo diventa un Covid center per le case di riposo per i positivi, perché i 5 negativi li porteremo da qualche altra parte. Coronavirus, pensate solo che questa mattina il professor Galli, che è un luminare, dava i consigli per la convivenza in casa con un positivo. E lui diceva, guardate, bisogna vivere intanto tutti con la mascherina, se c'è un positivo in casa, avere norme igieniche estreme e poi avere possibilmente, se c'è la possibilità, avere addirittura servizi igienici separati, uno da dedicare al positivo. E giustamente è stata posta la questione, e chi ha un solo bagno in casa? Beh, diceva, guardate, oltre all'igiene estrema e quando il bagno viene usato bisogna abbassare velocemente il coperchio del water, tirare l'acqua e disinfettare. E attenzione, ha detto, perché anche l'aerosol fecale, non serve che stia a spiegarvi che cos'è, anche quello veicola virus. Cioè, questa è la bestia con la quale abbiamo a che fare. Voi capite che è un mondo che è cambiato rispetto alle normali pratiche. Per cui, alla luce di tutti questi aspetti, vi anticipo già che nel piano di sanità pubblica è previsto che entro il 5° giorno facciamo un test a tutti coloro che sono a casa malati, quindi viene modificata la linea e anche codificata meglio. Si fanno ovviamente tutta una serie di attività e questo in virtù del fatto che c'è questa novità che adesso siamo anche autorizzati a fare le infusioni di idrossiclorochina a domicilio. Questo per partire nelle prime fasi direttamente del malato e accompagnarlo e evitare l'ospedalizzazione per quanto sia possibile. Abbiamo parlato di direttori generali anche qui di case di riposo, l'indicazione che abbiamo dato di fare un ulteriore colloquio con i responsabili, questo è fondamentale, e assolutamente essere performanti al massimo, perché noi qui stiamo parlando di salvare la vita ai nonni, ai nostri nonni. Se potessimo riavvolgere il nastro e ripartissimo da zero, penso che la vera azione da fare, e il consiglio che darei io a chiunque, la vera azione da fare in arrivo con un virus cattivo come questo è quello, ammesso non concesso che si riesca a fare, è quello di isolare tutti gli over 70. Questa è l'operazione da fare. Difficile, perché devi avere alberghi, utilizzare strutture, mettere in camere singole e isolare gli over 70. Questa è l'azione da fare. Un'azione purtroppo che non è stata fatta per un semplice motivo che le indicazioni non erano queste. Noi ci siamo rifatti anche le linee guida.
cerchiamo di recuperare il tempo perso, perché se avessimo avuto tante indicazioni oggi non staremmo qui a perdere tempo con tante altre robe che abbiamo fatto inutilmente. Vi dico solo che fino a una settimana fa l'indicazione era quella di dire che la mascherina la deve utilizzare il sintomatico. Quante volte l'avete sentita questa frase? La mascherina la devono usare tutti. E quando noi ci siamo messi a stimolare questa produzione di mascherine, qualcuno diceva: ah, ma cos'è un'operazione di marketing? No, è l'unico sistema per dare uno straccio di mascherina a chiunque e fargliela avere. Adesso l'appello che faccio io, ne faccio uno: ai supermercati, alle farmacie. Adesso qualcuno dirà: Zaia deve farsi i cazzi suoi. No, io mi faccio i cavoli miei, però sta roba la dico. Io vedo che sul mercato a noi ne offrono vagonate di mascherine chirurgiche. In questo momento ce le stanno offrendo. La preghiera che faccio agli operatori: mettetevi assieme, perché è vero, sono quantità grosse, compratele e mettetele in vendita nei banchi dei supermercati, nelle farmacie, perché adesso che, guardate, a noi arriveranno, vi do la mia parola d'onore, almeno una decina di offerte al giorno. Parlo della chirurgica. Quindi in questa fase bisogna fare in modo che i cittadini le trovino da acquistare. Cioè è un acquisto che lo si fa, insomma, le mascherine chirurgiche le offrono a noi, i prezzi che ci offrono sono dai 55 centesimi la cinese di OCG, cioè che parla ancora cinese, a quella diciamo più occidentale che viene a costare 88 centesimi, €1 quelle proprio fatte in casa, made in Veneto da un'azienda veneta. Questo è il range. Quindi uno, se si compra 10 mascherine, sa che ha tutta la sua autonomia per uscire, per andare in giro o quant'altro. Sto parlando delle chirurgiche. Quindi l'auspicio è che si possa fare in modo che le forniture arrivino ai grandi distributori dei centri di vendita, e oggi i centri di vendita sono i supermercati e le farmacie, in maniera tale che i cittadini comincino a poter approvvigionarsi di mascherine, perché è fondamentale. Avete sentito dunque lo Zaia di questa mattina, importante dunque la settimana cruciale, importante quindi anche rispettare ovviamente le indicazioni, le restrizioni, fare la spesa solo quando è necessario, oppure nel caso farsela consegnare a domicilio. Allora da questo punto di vista, legato però al turismo, c'è una novità importante che prende il via e ce la dice direttamente l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buonasera. Grazie e buonasera a tutti quanti. Allora, ci dice questa novità? Diciamo che abbiamo in questo momento di difficoltà cercato di fare quel che possiamo anche a livello di Regione Veneto, in particolare di assessorato al turismo, per aiutare un po' i nostri settori in difficoltà. Penso in particolare a quello relativo all'agricoltura, o meglio agli agriturismo, che sono di competenza del mio assessorato. Qui c'era una richiesta da parte delle categorie di poter consegnare a domicilio i pasti degli agriturismo. Allora, purtroppo la normativa regionale non lo prevedeva, ma abbiamo fatto una interpretazione, se vogliamo, estensiva, interpretando l'ultimo DPCM dell'11 marzo e sostenendo di fatto che se i ristoranti possono consegnare a domicilio il cibo, dato che ovviamente sono chiusi bar, ristoranti, pasticcerie, insomma sono tutti chiusi per decreto, però a loro è stata consentita la consegna a domicilio. Per analogia l'abbiamo estesa anche agli agriturismo, nonostante non fosse previsto per legge. Penso che questa possa essere una buona risposta per questa categoria per due motivi. Uno, perché permette a queste aziende di lavorare, quelli che sono attrezzati, che possono farlo. Il secondo è che possiamo permettere alle nostre famiglie di consumare del buon cibo veneto, se vogliamo, perché tra l'altro gli agriturismi producono, almeno ricordiamolo, almeno per il 50% il proprio prodotto in casa. Quindi è una spesa a chilometri zero, perché il nuovo must della regione è anche quello di dire: nel nostro piccolo diamoci da fare, e noi chiediamo a tutti gli italiani, ma in particolare ai veneti, di consumare italiano, di consumare veneto. Questa può essere una piccolezza se vogliamo, ma se lo facciamo tutti diamo una mano anche alle nostre piccole aziende, e ricordo che il comparto agricolo è fondamentale non solo per l'agricoltura, ma appunto lo è sempre stato in passato, lo è adesso e lo sarà in futuro per l'ambito turistico. Ecco, sul fronte agriturismo, quali sono i dati di questa emergenza, insomma, della crisi che sta colpendo il settore turistico?
guardi, gli agriturismi pagano ciò che stanno pagando di fatto. Allora, ricordiamo, facciamo una piccola premessa per l'ascoltatore: l'agriturismo è sia, diciamo, fornitura di pasti in loco, ora anche a domicilio, ma è anche ricettività, cioè negli agriturismo si può andare a dormire. Quindi molti di essi, insomma, sono attrezzati anche per la ricettività. Ovvio che questi sono alla stregua degli alberghi o di bed and breakfast o di tutte le altre attività, cioè sono pressoché a zero in sostanza, a meno che non diciamo, abbiano al proprio interno persone che magari lavorano in grandi cantieri, diciamo, di valenza strategica nazionale, e che allora è consentito per legge che possano andare a dormire nell'agriturismo, come lo possono fare per esempio negli alberghi. Però insomma gli agriturismi adesso sono a zero, lo sono dal punto di vista ricettivo e lo sono purtroppo anche dal punto di vista della ristorazione. Ecco perché questa piccola misura cerca di andare incontro a coloro che sono attrezzati, e guardate che ce ne sono, perché questa è una richiesta che ci è arrivata. Ce ne sono tanti che si sono organizzati e che continuano a produrre pasti e si sono attrezzati per fornirli a domicilio, quindi è una piccola boccata d'ossigeno. Anzi, io suggerisco a tutti i nostri agriturismi magari di pensare a questa attività, anche chi non era attrezzato, perché può essere un sistema per sbarcare, diciamo, il lunario in questi 2 mesi esatto, in attesa dello sblocco definitivo. Peraltro, mi corregga se sbaglio, insomma, nel nuovo approccio, insomma, che da un po' di tempo c'è del turismo, anche qui da noi, il turismo lento, un certo nuovo turismo, gli agriturismi sono un nervo importante di questo ripensamento del turismo. Assolutamente sì, perché guardi che i dati che noi avevamo fino alla fine del 2019 erano costantemente in crescita, e proprio nel settore agrituristico questo cresceva in doppia cifra. E in particolare alcune province, diciamo province magari meno turistiche in Veneto, come penso proprio la mia provincia, la provincia di Treviso o la provincia di Vicenza per esempio, avevano meno numeri assoluti, ma stavano crescendo dal punto di vista percentuale in maniera incredibile, in doppia cifra, e diciamo molto di questo traino avveniva proprio grazie al cosiddetto turismo slow che diceva lei, cioè lento, green sul territorio, di gente che si fermava in bicicletta, alcuni anche a cavallo. Abbiamo anche inaugurato delle ipovie. Ecco, quindi è ovvio che tutto questo si è bloccato sia per la mancanza di turisti internazionali, ma anche per la mancanza ovviamente di turisti nazionali, perché insomma adesso siamo bloccati tutti a casa, non possiamo nemmeno fare una passeggiata, quindi è ovvio che si è bloccato tutto. Questi agriturismi sono in forte difficoltà, continuano la loro attività agricola, perché ovviamente l'agricoltura non conosce sosta e quindi i campi bisogna coltivarli e quant'altro, ma non riescono a vendere il prodotto. Il problema è questo. Quindi il tema della consegna a domicilio può essere un tema che consente non solo, attenzione, non solo la consegna del prodotto, quindi la soppressa piuttosto che il radicchio rosso o quanto viene prodotto, ma anche l'elaborazione del pasto. Cioè questa è anche la novità, cioè gli agriturismi hanno la possibilità di produrre, che ne so, fare il risotto, fare il pasticcio con i prodotti tipici, cucinarlo, no? E poterlo consegnare a casa. Ecco, questa è un po' la novità. Le faccio l'ultima domanda e torniamo un po' sulla ferita, quella più aperta, insomma gli alberghi, diciamo, città d'arte e non solo, il litorale. Sul litorale la prossima data di apertura è marzo 2021, credo. Guardi, io voglio essere ottimista, però non voglio neanche creare false illusioni, e so per certo che ci sono alcuni albergatori, così come alcuni camping all'aperto. Voi sapete che noi da questo punto di vista siamo il top in Italia con strutture all'aperto a 5 stelle, penso a Cavallino Treporti in particolare. Molti di essi non apriranno nemmeno quest'anno e approfitteranno, diciamo, così si può dire, per magari fare dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, dato che devono rimanere chiusi, perché non gli conviene nemmeno farlo, anche perché sono molto preoccupati di una questione. Dicono: anche se apriamo, ma ci arriva il turista internazionale e magari in quel momento noi stiamo ripartendo, mentre gli altri sono ancora in una situazione grave, rischiamo anche di avere il camping o l'albergo, diciamo, infettato da persone che magari ci portano il virus di ritorno. Quindi ci saranno sicuramente dei camping o delle strutture turistico-ricettive che non apriranno. Ecco, non tutte, mandiamo questo messaggio, perché per contro ho anche chi mi dice: voglio partire perché sono convinto
che ci sarà, se non altro, un turismo domestico come noi auspichiamo di ripartenza, e quindi insomma penso che verso luglio-agosto insomma qualcuno riesca anche a aprire. Molti approfitteranno di questa situazione per fare delle ristrutturazioni. È per questo motivo qua, guardi, che noi abbiamo chiesto e chiediamo fortemente al governo che batta un colpo anche nel settore turistico. Io, come lei sa, non amo in queste situazioni, in questo momento, fare polemica, perché dobbiamo tutti darci da fare. Però io chiederò nei prossimi giorni al ministro Franceschini che batta un colpo anche sul settore turistico, perché abbiamo bisogno di mettere liquidità come lo immettiamo per le imprese, come dobbiamo immetterla per le imprese normali, commerciali, anche sul settore turistico. C'è questa necessità. Guardi, la Germania ha inviato 20.000 euro in conto corrente ad ogni impresa, ha fatto stanziamenti da 300 miliardi di euro. Noi purtroppo, piaccia o non piaccia, in questa situazione che li tirano fuori dove vogliono, facciamo deficit, quello che volete, ma in questo momento noi dobbiamo aiutare queste aziende in difficoltà, perché soprattutto nel settore turistico alcuni rischiano di chiudere e di non riaprire più. Quindi l'emergenza ci dice questo. Poi penseremo anche alla promozione, ci stiamo già lavorando, ma la promozione avverrà ormai dopo l'estate, cioè non sono soldi che possiamo spendere adesso dobbiamo aiutare le imprese con liquidità. Lo vedremo nel decreto cosiddetto di aprile. Allora grazie intanto per questa novità, insomma importante come boccata d'ossigeno per gli agriturismi. Grazie all'assessore Canera, grazie e buon lavoro. Grazie. Noi, se non sbaglio, andiamo in pubblicità, mi date conferma? Sì, avete acceso la luce della pubblicità, allora pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta. Allora vi ricordo 8.853, l'ultimo bollettino regionale dei contagiati in Veneto. Continua a scendere il numero, piccoli passi, delle persone ricoverate in terapia intensiva a 354, ma è anche probabilmente frutto del fatto che ci sono non solo probabilmente persone che guariscono, ma anche purtroppo decessi. Sono 23 i decessi rispetto a questa mattina, purtroppo. 8.853 il contagio che aumenta, la curva è sempre decelerata rispetto alle scorse settimane, ma il contagio continua a crescere. Nel frattempo il Ministero dell'Interno ha provveduto all'emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni beneficiari dei cosiddetti 4,3 miliardi di euro del Fondo di Solidarietà Comunale 2020 e dei 400 milioni di euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Dunque c'è stata l'emissione dei mandati di pagamento per questi fondi, quindi parte lo sblocco di questi pagamenti. In merito a questo, in merito anche alle polemiche che ci sono state da parte di ANCI Veneto, soprattutto nelle ultime ore. Questa mattina abbiamo sentito, ricorderete, Mario Conte, che oggi rispetto a ieri ha detto forse non è il momento di fare polemica, ma ha sostanzialmente ribadito anche il concetto che quei 400 milioni soprattutto sembrano più che altro una elemosina. Allora vi faccio sentire Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, proprio su questi fondi per il Veneto, con le cifre per il Veneto, 28 milioni per il Veneto. Eccolo qua. Allora adesso ve lo faccio sentire subito. Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, nonché sindaco di Noventa Padovana. Sentiamolo. I 400 milioni messi a disposizione dallo Stato attraverso il Dipartimento di Protezione Civile per i comuni, con l'intermediazione che ha fatto De Caro, presidente dell'ANCI nazionale, è un significativo intervento a favore delle persone più in difficoltà che sono presenti nei nostri comuni. Significano 28 milioni in Veneto, 1.100.000 euro per il comune di Padova, 600.000 euro per il comune di Vicenza, 450.000 euro per il comune di Treviso e decine di migliaia di euro per tutti i comuni del Veneto, a seconda della dimensione degli stessi. Non si capisce quindi la posizione che a questo punto è di parte e non è più di tutti i sindaci del Veneto, rappresentata dal presidente Conte dell'ANCI Veneto, quando invece tutti quanti sappiamo che abbiamo sempre chiesto che fossero i comuni, e parlo da sindaco,
a prendere le decisioni rispetto alle necessità del proprio territorio. Abbiamo per una volta la possibilità di farlo. Decidiamo in autonomia i criteri per assegnare alle persone più in difficoltà contributi, visto che ci sono non solo gli ultimi, ma i penultimi e i terzultimi che la settimana prossima non sapranno di cosa mangiare. Esempio concreto, una famiglia di una giovane donna con 2 figli a carico, magari messa in cassa integrazione con uno stipendio a metà della giornata, a part-time, come può far fronte alle spese della famiglia, alle bollette, alle utenze, all'affitto e a dar da mangiare ai propri figli? Così allora il sindaco di Noventa Padovana, nonché segretario regionale del Partito Democratico, e dunque questo un po' è anche la replica a quanto aveva detto ieri Mario Conte. Aveva parlato appunto di elemosina da parte del governo. Questa mattina l'abbiamo risentito Conte ed è tornato a parlare proprio di questo con toni diversi, ma specificando una problematica legata proprio a questi fondi. Allora sentiamo un estratto del suo intervento di questa mattina. È stato fatto un provvedimento di distanziamento di 400 milioni di euro a tutti i comuni d'Italia. Dove sta il problema? Ben vengano soldi ai comuni, ai cittadini. Il problema è che la ratio di questa distribuzione è stata costruita su misura, ma proprio a detta dei ministri, per far fronte alle esigenze delle periferie e delle città del sud, contro le quali io non ho assolutamente nulla, ci mancherebbe. Ma le esigenze delle città venete sono nettamente diverse rispetto alla Sicilia, ma senza giudicare nessuno, cioè parlo proprio di esigenze e di necessità. In Veneto, quello che voglio dire, la rete del welfare, la rete del volontariato, la protezione civile, la sanità, le amministrazioni funzionano e funzionano bene. Quindi oggi noi abbiamo delle esigenze che sono molto più orientate al sostegno delle attività commerciali costrette alla chiusura. Perché? Perché riusciamo comunque a far fronte alle situazioni di povertà delle nostre comunità. E quindi secondo lei come andava modulata la cosa? Se il comune di Treviso riceve 450 milioni di euro, 450 mila euro per far fronte a questa emergenza, sindaco, devo avere la libertà di decidere come poterli spendere e invece sono vincolato a fare dei buoni spesa per spese alimentari. Cioè capite che non è detto che per Treviso questa sia la primaria necessità, perché magari riusciamo a far fronte con altri capitoli di spesa. Tutto questo poi ben vengano i soldi, ci mancherebbe, però lasciate la libertà ai sindaci di poter decidere dove investirli, perché il sindaco ha il termometro della situazione e soprattutto i cittadini che chiamano ci dicono di cosa oggi hanno bisogno. Per esempio con quei 450 mila euro noi non possiamo darli ai cittadini per pagare le bollette piuttosto che pagare gli affitti, possiamo fare solo dei buoni spesa. Quindi credo che bene il fatto che arrivino dei fondi, meno bene il fatto che manchi il confronto con i territori. Certo. E quindi non si possono mettere in campo risorse in modo sartoriale per far fronte alle esigenze dei territori. Anche comunicare alla gente che ai comuni vengono dati 4,7 miliardi di euro. Chiedo scusa, però significa illudere i cittadini e scaricare delle responsabilità ai sindaci che in realtà non possono far nulla, e spiego perché. Di questi 4,7 miliardi, in realtà 4,3, quindi la quasi totalità, sono soldi che sono già presenti nei bilanci comunali e hanno già una destinazione legata sicuramente al welfare ben definita. Cioè noi non abbiamo 4,3 miliardi di euro in più da destinare all'emergenza coronavirus. Noi abbiamo solo quei 400 milioni che tra l'altro sono per tutti i comuni d'Italia. Non è corretto dire che da oggi i comuni hanno 4,7 miliardi da spendere, perché 4,3 sono già destinati per altre questioni sempre legate al sociale, ma che non dipendono dal coronavirus. Noi abbiamo soltanto quei 400 milioni che a fronte dell'emergenza
l'emergenza che stiamo vivendo sono un'elemosina divisi per 8.000 comuni italiani. Senta, allora, venendo a Mario Conte, sindaco di Treviso, in questo caso proprio localizziamo. Questa settimana è importante anche vediamo proprio le informazioni di servizio, l'aveva annunciato, cambia la modalità di distribuzione delle mascherine, come sarà? Sì, allora noi abbiamo garantito una mascherina all'interno di ogni nucleo familiare con la prima forma di distribuzione con i check nei quartieri. Abbiamo già provveduto alla distribuzione della seconda parte delle mascherine appoggiandoci alle farmacie del territorio. Quindi a partire da domani chi si recherà in farmacia per fare i suoi acquisti potrà ritirare anche un'ulteriore mascherina per nucleo familiare. È fondamentale però che si vadano a ritirare nella farmacia più vicina a casa e soprattutto dovranno portare con sé il documento per dimostrare di essere residenti nel comune di Treviso. Quindi le mascherine a partire da domani saranno disponibili all'interno delle farmacie presenti nel territorio comunale. E poi dovrebbe iniziare anche, l'aveva annunciato, questo gruppo, diciamo questa task force per rispondere poi ai cittadini, è così? Sì, certamente. Allora, quando questa emergenza ha più sfaccettature, non soltanto l'aspetto economico, lo dicevo prima, certo. C'è un aspetto morale, c'è un aspetto psicologico, ci sono famiglie che hanno delle difficoltà legate alla convivenza piuttosto legate a questioni legali, pregresse o pendenze che hanno. Quindi voglio dire, noi in questo momento vogliamo garantire la serenità ai nostri cittadini, tendere la mano a tutte quelle persone che oggi hanno semplicemente bisogno e che li accompagna nel trovare le soluzioni a quelle che possono essere delle problematiche temporali. Ultima cosa che le chiedo, tornando invece alla questione economica, lei ha detto un 35% di attività commerciali della marca a rischio dopo l'emergenza, è così? Infatti la mia amarezza nel senso di avere a disposizione dei fondi che sicuramente in parte possono essere utilizzati per far fronte alle necessità primarie quali la spesa, ma un'altra parte di quei fondi potevano essere utilizzati per sostenere quelle attività commerciali che davvero stanno rischiando di chiudere i battenti, ma per sempre, non fino alla fine dell'emergenza coronavirus. Questa è una preoccupazione che mi attanaglia, stiamo cercando di trovare quante più risorse possibili, però capite che la forza erogatoria di un comune è limitata rispetto a quello che può e deve fare lo Stato, può e deve fare l'Unione Europea. Però siccome, se voi vi ricordate, quando questa emergenza non era cominciata, si parlava, quando chiudeva un negozio era uno scandalo su tutti i quotidiani perché un negozio in meno. Oggi rischiamo di perdere il 30-35% delle attività commerciali della città. È un dramma nel dramma. Certo. Ecco perché chiediamo di essere liberi di poter intervenire in base a quelle che sono le esigenze del territorio. Tra le tante emergenze di questo periodo, lo sapete, anche se poi c'è stata questa notizia importante, insomma si va a regime con le mascherine, con gli acquisti, perché si trova finalmente il materiale sul mercato, c'è anche appunto quello delle mascherine. Allora c'è un ragazzo trevigiano che ha progettato una cosa particolare, ce la facciamo spiegare direttamente da lui, si chiama Riccardo Betteti. Ciao Riccardo, ti do del tu perché sei giovanissimo, certo, in compagnia della mamma Elisabetta. Buonasera. Buonasera. Allora Riccardo, esattamente cosa hai pensato? Allora, io fin dall'inizio dell'emergenza avevo cercato di fare la mia parte. All'inizio avevano mostrato un ragazzo che aveva prodotto delle valvole per i respiratori. Io non sono riuscito a stampare queste valvole perché servono delle stampanti apposite. Dopodiché avevano fatto un altro respiratore proprio, ma non sono riuscito a fabbricarlo. Allora successivamente ho visto su Rai News 24 Filippo Baldini che ha spiegato che lui ha prodotto delle mascherine. Allora è venuta anche l'idea a me. Con la stampante 3D, vero? Sì, esatto, con la stampante 3D. Sì. E vista la complicanza della stampa che aveva prodotto lui, ho deciso di cercarne una io e ho trovato questa mascherina qua. Se la fai vedere, ecco. Questa viene con una stampante 3D, è il risultato del progetto tuo? Sì, no, il progetto non l'ho fatto io, l'ho cercato su internet. Ok, però ecco, c'è la possibilità di realizzare con una stampante 3D, ce la fai vedere meglio un attimo? Sì, eccolo qua.
Ecco, questa mascherina è una mascherina che protegge, chiaramente, ovviamente non ha le certificazioni, immagino. Ovviamente non ha Però non è può essere certificato. un elemento in più che può servire, è questo il concetto? Se il cliente dà un'autorizzazione per vendergli questa mascherina, e il cliente sa che è una mascherina che non è certificata, ma piuttosto che non usare nessuna mascherina, forse è addirittura meglio. Certo, perché sennò chiaramente poi si dice in questi giorni è meglio usare, si devono usare anche sciarpe, voglio dire, se non abbiamo le mascherine, però è meglio avere qualcosa che è più ergonomico, diciamo così. Questo si può realizzare con una stampante 3D. Certo, io l'ho realizzato con una stampante 3D a filamento. A filamento, ecco, questo è, quanto ci si mette a realizzarlo? Allora, ci si mette tanto a realizzare una mascherina, così ci vogliono 3 ore complete per fare la valvola e la mascherina. Però il prezzo è davvero basso. Io ho realizzato questa mascherina con 30 centesimi. 30 centesimi. Esatto. Chiaramente bisogna avere una stampante 3D, questo è il concetto, ovviamente. Ma il fatto è che in Veneto, ma anche in tutta Italia, è pieno di persone che hanno una stampante 3D. Solo che in televisione tutte quelle puntate che hanno fatto sulle altre valvole e i despistatori spiegavano che erano molto difficili da fare, ed è così. Se si trova un progetto più semplice, si fa pubblicità, dopo si riesce a far sì che tutti provino a fare la loro parte e magari molti ci riescono. Signora, suo figlio è molto ingegnoso, è molto intraprendente. Avevamo perso la connessione. Mi sente? Stavo parlando con la mamma, con la signora Elisabetta. Ecco, suo figlio è molto intraprendente e ingegnoso, insomma, ne avete parlato in famiglia? È una famiglia di creativi e il tutto è partito da questo appello lanciato qualche giorno fa su Rai News 24 da un ragazzo dell'Emilia Romagna che già le produce, e l'appello era rivolto a tutti i ragazzi che appunto posseggono una stampante 3D per poter fare la loro parte e poterle distribuire lì dove, ovviamente non parliamo di ospedali dove servono dei dispositivi medici certificati, ma lì dove ci fosse carenza, ecco, questo tipo di progetti possono essere utili, anche perché sono progetti che sono riutilizzabili, sono disinfettabili e posseggono una valvola con un filtro che si crea con un semplice dischetto di cotone da strucco che è intercambiabile, e quindi sicuramente è un tipo di dispositivo che può proteggere più di una semplice sciarpa o di altre mascherine fatte di tessuti più leggeri. Ecco. Certo. Ce la fai rivedere un attimo? Noi abbiamo supportato, ecco, come genitori questa iniziativa di nostro figlio. Certo, ce la fai rivedere un secondo così la vediamo meglio? Eccola qua. Certo, certo, la valvola, certo. Sì, la valvola svita e una volta svitata dentro ha un filtro che può essere tolto. Tolto il filtro si può cambiare. Ti faccio l'ultima domanda, questa volta da studente. Allora, quanti anni hai, scusami? 16... Io ho 16 anni. 16 anni. Ascoltami, come stai vivendo da studente questa situazione così di stallo? Allora, pensavo di non doverlo mai dire, ma mi manca la scuola perché stare seduto davanti a un monitor non è la stessa cosa che parlare con i compagni, anche scherzare, fare gli stupidi, perché quando sei davanti a un monitor, al di là del fatto che parli meno spesso che in classe, più che altro non puoi scherzare perché ci sono i professori che devono fare lezione e giustamente non puoi interrompere. Certo. E poi insomma, quindi non è solo questione di studio, è anche questione di relazioni. Per quanto voi ragazzi, magari più grandi rispetto ai bambini, avete la possibilità di essere connessi, non è la stessa cosa, insomma, questo è il concetto. Certo. E cosa però ti senti di dire ai ragazzi, insomma, agli amici, insomma, il monitor resta sempre quello di restare in casa e tenere duro, insomma, fino alla fine dell'emergenza? Sì, bisogna restare a casa e si cerca di avere contatti anche chiamando i compagni, anche scrivendo solo su WhatsApp, ma solo per mantenere i contatti, perché sennò si perdono, dopo bisogna rifare le amicizie da capo. Certo. Grazie allora, grazie, complimenti a Riccardo, complimenti anche alla signora Elisabetta, insomma alla famiglia Bettetti, grazie davvero. Grazie. Buonasera. Grazie. Avete sentito quindi l'ingegno di Marca anche dai giovani, insomma, che sono un po' la forza anche del futuro nostro, e questo ragazzo, insomma, ha avuto questo colpo di ingegno. Siamo
quasi alla fine. Non so se ho il tempo di far vedere questa cosa che è di servizio importante, che riguarda Feltre. Se mi date la durata così faccio 2 calcoli al volo. Come? Sì, allora volevo far sentire questa cosa di Feltre dal sindaco di Feltre, Perenzin, però ditemi se riusciamo, con il supporto alle persone che vengono dimesse all'ospedale e che necessitano di isolamento fiduciario. È una notizia importante che arriva da Feltre. La posso far vedere come tempi ci stiamo? Benissimo, allora sentiamo il sindaco di Feltre e poi la chiusura. Il Comune di Feltre, attraverso la disponibilità di Azienda Feltrina per i servizi alla persona, ha comunicato alla Direzione Generale dell'ULSS Dolomiti la disponibilità di 4 appartamenti che sono gestiti dall'Azienda Feltrina presso Casa Coletti al Carenzoni di Feltre. Perché servono questi 4 appartamenti? Perché potrebbe esserci la necessità di ospitare persone che vengono dimesse dall'ospedale, che sono però ancora in condizioni di positività e che hanno quindi bisogno di una casa, un alloggio dove poter finire la quarantena. Non tutti hanno la possibilità di farlo a casa propria o di farlo da soli a casa propria, quindi eventualmente anche per preservare gli altri membri del nucleo familiare è opportuno pensare a soluzioni di questo tipo. Non è detto che servano, però abbiamo comunicato la disponibilità. Sono 4 appartamenti, di cui 2 anche già attrezzati per persone disabili, quindi pensiamo per esempio a persone anziane, potrebbero essere utilizzati per questo. L'azienda Feltrina sarà in condizione a queste persone di fornire eventualmente la spesa o il pasto e poi curerà la sanificazione dei locali ovviamente prima e dopo. Notizia importante dunque per Feltre, siamo davvero in chiusura. Io vi ricordo allora fra pochissimo il telegiornale del Veneto, poi il telegiornale di Venezia e Treviso. Mi raccomando, alle 19:30 in diretta Skype avremo il governatore del Veneto Luca Zaia, ore 19:30, poi 20:21 l'ultima parte dell'edizione straordinaria e poi questa sera Ring 21:15 per continuare a parlare con tanti ospiti ovviamente in collegamento Skype con Ferdinando Avarino per parlare sempre dell'emergenza coronavirus, tutte le novità, tutti i commenti più importanti della giornata. A fra poco dunque con il telegiornale del Veneto.